Niuno effetto è in natura senza ragione. Intendi la ragione e non ti bisogna esperienza. Chino come un chirurgo sopra i pezzi anatomici, Leonardo aveva studiato tutto il corpo dell'uomo, ma vi aveva trovato solo i motivi delle sue leggi fisiche, le cause della sua apparenza esteriore. Nel cervello invece Leonardo scopriva la fonte e i modi del pensiero, le cause della più interiore virtù dell'uomo, la ragione. L'esercizio della ragione consente all'uomo qualunque conquista, gli permette di esprimere l'universo in numeri o di chiuderlo in formule geometriche che sempre si risolveranno in testimonianza viva della sua rigorosa armonia. Lo studio dell'occhio condusse Leonardo a scoprirne funzioni ancora ignorate. I colori dei corpi riempiono l'aria di infinite spezie e ogni punto dell'aria è da essi colpito. Essi attraversano la pupilla e convergono in un punto, la retina. Leonardo scoprì quindi che l'occhio funzionava come una camera oscura. L'esperienza mostra che gli obietti mandino le loro spezie all'occhio nell'umore albuggino. Si dimostra quando per alcun piccolo spiraculo rotondo penetreranno le spezie degli obietti illuminati in abitazione forte oscura. Allora tu riceverai tali spezie in una carta bianca posta dentro a tale abitazione alquanto vicina ad esso spiraculo e vedrai lì predetti obietti in essa carta con le loro proprie figure e colori, ma saranno minori e sottosopra. E così fan dentro la pupilla. Studiate le leggi delle riflessioni sugli specchi concavi, Leonardo immaginò strumento con cui l'occhio umano, oltrepassando i limiti della sua propria funzione naturale, avrebbe potuto vedere la luna più grande. Era il primo telescopio. In margine al disegno Leonardo scrisse: «Poni l'occhio al cannone e con esso potrai vedere più lontano». Cosa vide o intuì il suo occhio, cui il genio al servizio della ragione aveva dato di vedere più in là di tutti i suoi contemporanei? Vide il cielo, vide la luna, vide il sole immobile nello spazio e vide la terra che non è nel mezzo del cerchio del sole né nel mezzo del mondo, ma è ben nel mezzo dei suoi elementi compagni e uniti con lei.
Le leggi dell'acustica non furono ignote a Leonardo, ma fra i suoni lo attrassero quelli che più si avvicinavano all'armonia a cui egli vedeva affidato l'intero universo, i suoni musicali. I suoi studi in questo campo lo condussero come sempre all'invenzione ed alla creazione. Delle sue musiche ci è rimasto solo questo motivo isolato che risuonò certamente su questi strumenti disegnati e costruiti da Leonardo. La parola scritta, come il disegno, erano per Leonardo la rappresentazione diretta del pensiero, il suo simbolo visivo. Era l'astratto che si faceva concreto. L'opera, la vita, l'atteggiamento umano di Leonardo di fronte al mondo, tutto è riassunto nel motto che lo ha seguito durante i lunghi anni di lavoro. Destinato rigori, con un rigore destinato a raggiungere il risultato che si prefiggeva, la conoscenza di tutte le cose.